Forza Italia ha detto che non è un proprio uomo, di conseguenza si deve capire anche questo, perché se l'hanno tenuto nascosto fino ad una settimana fa, a me i giochetti così non piacciono assolutamente, o si mettono le carte in tavola, altrimenti ognuno per la propria strada. Nuovo fumata nera al tavolo del centrodestra veneziano, uscito dall'ultimo incontro con un nulla di fatto. Se il nome di Luigi Brugnaro sembrava quello decisivo a ricompattare il fronte, proprio sull'imprenditore frena il carroccio. Noi come direttivo avevamo già fatto la nostra scelta, Brugnaro non era sul tavolo, il nome di Brugnaro non c'era sul tavolo, adesso c'è sul tavolo anche il nome di Brugnaro, di conseguenza faremo le dovute valutazioni. In barba alle indicazioni di Salvini, che aveva commentato Brugnaro, un buon candidato, la Lega non molla su Gianangelo Bellati. Venerdì sera al tavolo ci saranno tutti e due, sia il manager con esperienza europea sia l'imprenditore self-made man. Ma la convergenza o meno su Brugnaro, che ha raccolto il consenso ormai certo dell'UDC, sembra sempre più legata alle elezioni regionali. Se Salvini troverà l'accordo con Forza Italia su Zaia, insomma, a Cafarsetti la Lega direbbe sì a Brugnaro. L'imprenditore per ora tace, lavora al suo progetto. Chi da questi giochi si tira fuori sono le civiche, tra cui quella legata ai promotori del referendum separatista di Marco Sitran, pronto a lanciarsi alla conquista della poltrona di sindaco, forte di un Brugnaro, un candidato inguardabile. Venerdì la presentazione della civica, la presenza di Flavio Tosi, con cui è iniziato un dialogo. Io di sicuro sono sempre stato favorevole a qualsiasi referendum, ma non vuol dire essere favorevole alla divisione, favorevole che la gente decida, il referendum è lo strumento in assoluto più democratico che ci sia. Incontri tra Tosi e Sitran ci sono già stati. Le premesse per un possibile sbarco di una civica tosiana alle elezioni comunali in Laguna ci sono tutte.